Mario Fangareggi, allenatore di Verona Femminile, arrivata quarta dopo la finale per il terzo posto persa contro Trento. Mario, che partita è stata quella contro Trento? È stata una partita figlia di un po' tutto il girone, tutte le fasi preliminari, quindi con tanta stanchezza, forse eravamo anche un pochino appagati, insomma, di essere riusciti ad andare avanti nel torneo. Avevamo speso tanto e non abbiamo avuto la lucidità di gestire i momenti contro una squadra contro cui avevamo già giocato nel girone e che conoscevamo bene, insomma. Cosa ha fatto la differenza in questa partita? Sicuramente gli errori, perché dalla nostra parte abbiamo commesso tante ingenuità, loro invece sono riusciti a gestire meglio le situazioni e alla fine è una partita abbastanza lineare che si è conclusa con chi ha sbagliato di meno. Ok, fine del torneo, tempo di bilanci, che somme tiri di questa avventura? Sicuramente è stata una buona avventura, una buona esperienza per le ragazze, per noi anche comitato. Siamo arrivati alle semifinali ed è già comunque un bel risultato per tutti. Non siamo riusciti a concretizzare la finale, però sinceramente siamo contenti dell'esperienza e di quello che abbiamo fatto. Comunque anche per le ragazze è un'esperienza importante a livello di crescita. Sicuramente, per loro assolutamente è una bella esperienza, tante partite ad un certo livello in cui spesso non c'è abitudine a giocare. Allora grazie a Mario Fangareggi. Arrivederci a tutti.